E allora eccoci rientrati in studio. Io ho detto prima a Bellati che con Monti abbiamo aperto la porta di un tunnel infinito. Sì, ha provocato anche un po' di ilarità, perché il tunnel, ahimè, o di pianto è stato quello delle tasse, la cosa più facile che poteva fare un qualsiasi governante non tecnico, e invece un governo tecnico, quindi dipendente dalla volontà dei partiti, era il momento buono per operare quei tagli di spesa nella pubblica amministrazione, ma che non fossero dei tagli sugli investimenti, perché ad oggi, prima di tutto, i tagli sono stati sopportati soprattutto dalle regioni. Punto secondo, sono stati tagli soprattutto di investimenti, e quindi hanno provocato questo fenomeno terribile di cui parlava poco fa il professore, cioè invece che bloccare la crescita perché non puoi mandare a casa la gente, è impossibile, bastava fare un blocco che era cominciato con Tremonti ma bisognava sostenerlo, non assumi più nessuno, e nelle amministrazioni pubbliche imponi la mobilità, blocco di qualsiasi assunzione e mobilità, tu avresti risolto il sistema Paese Italia, si sarebbe risolto il problema. Perché non si fa secondo lei? Perché non si fa? Perché in realtà, se guardiamo la tabella 12, si vuole mantenere in piedi un sistema dove tu hai grandi fasce di popolazione che viene mantenuta dal denaro pubblico di altri. Prima di tutto lo Stato, questo è un confronto fra regioni, non facciamo vedere lo Stato perché sennò può venirci ancora un po' più di rabbia, però in realtà in questa slide c'è anche la componente Stato, perché qui noi parliamo della mappa del dare e avere del residuo fiscale che alimenta la spesa non solo delle regioni, intese come regioni istituzione, ma di tutte le spese effettuate anche dallo Stato all'interno di queste regioni. È il cosiddetto residuo fiscale, no? Dove noi abbiamo le regioni in blu che sono quelle che danno, le regioni rosse sono quelle che ricevono. Questo squilibrio spaventoso per cui tu hai che il Veneto ha un residuo fiscale di 20 miliardi di euro, 4.000 euro circa pro capite, la Lombardia non ne parliamo, praticamente stiamo parlando di più di 100 miliardi di euro che dal nord vanno verso il sud, tranne che il caso che sia della Liguria, Valle d'Aosta, ma stiamo parlando di piccole cose, questo è il dato macroeconomico fondamentale. Noi abbiamo quindi uno squilibrio che non ha pari in nessun altro paese del mondo, e questo squilibrio è drammatico perché cosa ci dice? Che questi soldi sono soldi che senza controllo, dopo l'accentramento fiscale di cui avevamo parlato poco fa, sono andati senza controllo, ovviamente controllo decisi a livello ministeriale, la colpa è sempre lì, e sono andati a finire dentro a babbo morto in queste regioni, ma non per alimentare una spesa di investimento che sarebbe stata quella che poteva generare invece addirittura un vantaggio per tutto il sistema paese, ma per alimentare una forma di assistenzialismo che voleva dire aumento praticamente dei dipendenti pubblici e costi inauditi delle opere pubbliche. Guardiamo solamente la Salerno-Reggio Calabria, i costi che c'ha a chilometro, guardiamo quelli in Nord Italia, guardiamo quelli in Germania. Allora, perché ho fatto questo ragionamento? Uno, perché non si può ragionare in Italia per medie nazionali, perché sennò non riusciamo a capire dove andiamo, sia quando parliamo di imprese, sia quando parliamo di meccanismi pubblici. Dall'altra parte, come possiamo noi pretendere che la Germania possa giustificare una cosa di questo tipo? In Germania una cosa di questo tipo è impossibile. In Germania i Länder ricchi, cioè le regioni ricche, danno alle regioni più povere, controllando loro stesse la perequazione che fanno. Non è mediata dallo Stato come da noi, cioè una perequazione sostanzialmente nella gran parte orizzontale, fra land e land, fra regione e regione, non mediata dallo Stato che dopo fa quello che vuole, deresponsabilizzato perché non è lui che crea la tassa, ma è l'impresa e il cittadino che lo crea, che è più lontano. Allora, che cosa avviene? Che loro vogliono che i soldi, e così hanno salvato la Germania dell'Est e la stanno ancora salvando, loro controllavano i Länder ricchi, che i soldi che venivano dati a quelli più poveri non aumentassero i dipendenti pubblici che tu giustamente criticavi poco fa, ma che andassero in spese di investimento, come tutti i soldi europei che ci vengono dati dall'Europa. O tu fai investimenti o loro non te li rimborsano. Ecco perché noi facciamo fatica a spendere, perché abbiamo abituati noi cittadini del nord a buttare questi soldi a babbo morto senza che ci fossero a monte dei progetti. Allora, per tornare al discorso della Germania, io posso anche capire che la Germania potrebbe essere un po' più solidale nei nostri confronti, ma voi pensate che la Germania, che sta attenta al suo interno, fra land e verifica che i soldi non vadano buttati via, se a un certo punto scoprono che c'è un vaso col buco, che è
quella parte in rosso dell'Italia, certo, dove tu butti soldi, ma questi soldi non bastano mai, perché da quando c'è stata l'ultima guerra che si sta cercando di tirare sul meridione, più soldi diamo, peggio va. Com'è che possiamo pensare che la Germania, che fa attenzione a casa sua di non buttare via i soldi, li prenda e li butti come li abbiamo buttati noi, distruggendo l'Italia, perché questo stiamo facendo, noi stiamo distruggendo il nostro paese, è come un bombardamento nei confronti delle regioni del sud, dove gli dai i soldi e questi gli riduci la volontà di fare impresa. E noi nel nord abbiamo imprese sempre meno competitive, le stiamo strozzando. Come pensiamo che la Germania possa fare una cosa con la Grecia? Che la Grecia ha lo stesso problema delle nostre regioni in rosso, dove i soldi vengono, il vaso col buco. Allora, possiamo sì criticare gli altri, ma a me piace sempre, per una questione di responsabilità, ma lo dico anche in famiglia, lo dico anche nel mio ufficio, prima di andare a criticare gli altri, facciamoci un bel esame di coscienza a casa nostra. Siamo o non siamo bravi nella gestione del denaro pubblico? Che cosa stiamo facendo? E non deve essere una lotta al massacro. Se c'è qualche regione che ha dei fatti penalmente perseguibili, a casa mia sono fatti personali, l'istituzione è un'altra cosa. Io prima scherzavo dicendo c'è un funzionario che viene accusato al Ministero delle Infrastrutture, chiudiamo il Ministero delle Infrastrutture, è un fatto personale, come se ci sono delle persone che imbrogliano all'interno di un'amministrazione pubblica regionale o locale, sono fatti personali, ma l'istituzione è sacra, se noi vogliamo che sia un'istituzione seria, deve essere è come le camere di commercio, dove però non ho sentito parlare di scandali, stanno mettendo in ginocchio le camere di commercio, tirando i soldi senza, esatto, in maniera tale che dopo noi non siamo più in grado di dare servizi, però i dipendenti restano perché giustamente non si possono mandare a casa. Quindi è l'irrazionalità poi del comportamento, soprattutto di quest'ultimo governo, che in questa politica centralistica alla fine risparmia apparentemente, ma il debito pubblico sale, fa fare i sacrifici, ma il debito pubblico sale. Questo è il risultato di una dissennata politica centralistica. Proprio in questa sede qua, io circa 8-9 mesi fa dissi questo ci porta a povertà e i dati dimostrano questo trend. Certo. E posso chiedere, è una vostra exit strategy? Allora, l'ho detta poco fa, siccome non si possono ipotizzare politiche devastanti nei confronti della pubblica amministrazione, blocco totale di qualsiasi nuova assunzione nel sistema pubblico, perché è lì la vera spesa, la spesa per dipendenti, perché la spesa di investimenti è stata ridotta ed è un guaio perché tu non riesci più a creare occupazione nel settore pubblico. Quindi tu devi bloccare qualsiasi nuova assunzione e la mobilità, perché ci sono delle regioni, delle amministrazioni statali che sono ridondanti, ma faccio solo il solito esempio, ma è l'esempio più stupido, ma sono i due esempi. Il costo di una siringa in Calabria e il costo di una siringa 10 volte di meno in Veneto. I circa 25.000 forestali in Sicilia, che ha un territorio come il nostro, popolazione come il nostro, e i nostri circa 500, quanti è che sono? Pochissimi. Allora voglio dire, non è pensabile che noi andiamo a tagliare ancora i nostri forestali. Bisognerà prenderne di quella limite e portarli qua, o fare qualche exit strategy nel senso di anticipare le pensioni con una certa riduzione, ma non è possibile trattare tutti allo stesso modo. Ci sono amministrazioni virtuose e amministrazioni non virtuose. Poi bisogna fare i conti con i sindacati. Soprattutto con i sindacati, perché altrimenti è una rivoluzione ogni volta. Licenzi uno ed è un disastro. Allora, bisogna che il sindacato si renda conto che siamo arrivati alla frutta. Non si può difendere tutti indifferentemente, i meritevoli vanno difesi, perché se c'è un trattamento disuguale, allora bisogna che il sindacato intervenga. Ma siccome vediamo che i sindacati, e qui bisogna imparare anche da quelli che sono birichini, i sindacati tedeschi sono dentro la Volkswagen, sono dentro tutte le aziende, sono interessati a stare dentro le aziende. Chi ha salvato i soldi della Fiat vengono fuori dai sindacati americani, e quindi diciamo che c'è un atteggiamento diverso. Abbiamo ancora questo vetero concetto rivoluzionario dove il capitale è cattivo, però bisogna dividerlo, ma però bisogna, e non si capisce dove si vuole andare. E poi c'è il sindacato, utilizzando questo sistema di scontro continuo, accumula delle risorse che sono miliardarie, e quindi è anche giustificato un'azione così forte del sindacato.
Quello che vedevo invece l'effetto clessidra. Mi è venuto in mente la Cassa del Mezzogiorno. La Cassa del Mezzogiorno c'era una barzelletta che ti avevano messo Manca altro che quella. No, vedo che sorridete più o meno tutti quanti. No, però così, come idea, cioè dopo è chiaro che sono una cosa completamente avevano diversa. Avevano messo un guru dentro una cassa sepolta per terra, quando l'hanno aperto era più grasso di prima, aveva la Cassa del Mezzogiorno. Questa barzelletta girava negli anni 60. La Cassa del Mezzogiorno è stata una truffa. È stata una truffa perché, ecco, si dice il meridione e si generalizza, e qui io non sono d'accordo. Perché quando abbiamo visto gli emigranti meridionali andare in Germania, diventare e creare aziende ed essere funzionari della Volkswagen ed essere meritevoli e creare le generazioni successive, passavano da operai a direttori di fabbrica, addirittura da titolari, e allora vuol dire che non è il meridionale che ha la rogna. No, ma infatti non stavamo mica parlando di singoli cittadini. No, ma siccome ecco, si generalizza, no? Oh. E allora invece io direi di no, facciamo una grossa distinzione. La politica del dopoguerra è stata micidiale per il Mezzogiorno. Primo perché la cosa peggiore è quando, se vuoi che uno non si riprenda, lo aiuti. E lo aiuti in maniera indiscriminata. Quello che diceva prima anche Bellati, no? Quello che sta succedendo in Africa. No, in Africa non crei attività, io mando aiuti in continuazione, la gente sta lì, non è in grado di essere stimolata a fare. Anzi, si concentra, scusi se le dico, ma è un fenomeno vero, la ricchezza si concentra su poche persone nell'alto della piramide e la base della popolazione diventa sempre più povera. Questo è l'effetto dell'assistenzialismo perverso. Io ho partecipato al G8 di Roma. Allora, su $1000 che vengono mandati per l'Africa, raccolti e mandati per l'Africa, $1 arriva effettivamente in Africa in mani sbagliate. Parliamo di denaro, ma normalmente non arriva denaro. Il resto è spese di funzionamento, no? Spese di funzionamento delle organizzazioni. Certo. L'apparato. Allora, ci sono dei missionari che sono dei santi. È vero. Ma la maggior parte fanno una vita da nababbi. SUV e giovani negri a tutto spiano. Organizzazioni internazionali. Sì, organizzazioni internazionali. Sì, no, io li chiamo missionari perché hanno una missione. Hanno una missione, no? E gente che si porta a casa 10.000 euro al mese, insomma, comprese poi rimborsi spese, tutto quello che è, ritorno a casa ogni 8 mesi e tutto il resto, insomma, cioè, è una bella fabbrica di soldi anche lì che non finisce mai, ma insomma. L'Italia, il meridione, è stato danneggiato dai troppi aiuti, ma non che quegli aiuti andassero a finire sul territorio, ma venivano saccheggiati dai politici che lasciavano una ricca mazzetta a qualcuno, che poi è diventata mafia, no? E che ha impegnato questi soldi in altre attività molto più lucrose, eccetera, eccetera. Perché bisognerebbe fare come fanno i land tedeschi, che vanno a controllare dove vanno i soldi. Adesso è la mafia che sta controllando il nord, per cui guardavo quella che è il clessidra, che i soldi finiscono al sud e spariscono, e allora si dà la colpa anche ai forestali, ma i forestali hanno una colpa estremamente bassa. Hanno fatto l'autostrada Palermo-Messina, no? Ecco. L'hanno finita, l'hanno inaugurata, è andato giù la Comunità Europea, ed è vero che c'è metà di qua e metà di là, ci sono due corsie, c'è tutta, però continui a passare a destra, a sinistra, non c'è la doppia corsia. Governo Berlusconi degli anni 2012, 10 scusate, 2010. E con soldi europei abbiamo fatto l'autostrada, non abbiamo fatto l'autostrada con i soldi europei e l'abbiamo anche inaugurata ed è finito tutto là. Allora, come possiamo pensare che funzioniamo? Allora, come diceva Benetazzo, che è un po' insito nel nostro DNA, no? No, ma cioè, è chiaro che io non sono così fatalista o così biologicamente legato. L'economia si fa. Sì, la Sicilia ha tutte le risorse e ne ha una montagna per poter essere una regione ricchissima, perché solo di turismo potrebbe campare tranquillamente. Ma professore, è da quando faccio elementari che sento queste cose, sono passati 35 anni, 30 allora non si mandano più. Benetazzo, io sull'idrovia Padova-Venezia ci ho fatto il tema l'anno della maturità.
l'anno della matura, ho 57 anni, quindi... E non eri in Sicilia all'epoca. E non ero in Sicilia. E ne stiamo parlando, ed è ancora tema adesso di campagna elettorale. Ne hanno parlato, ricordo qui anche gli ospiti da voi. Il prossimo giovedì parliamo del Mose, tanto per parlare giovedì. Vi ricordate, cioè chi ha studiato economia ma anche reminiscenze politiche, se parliamo del miracolo economico ritorniamo a quell'epoca storica in cui l'Italia stupì il mondo, la capacità di ricostruirsi. C'è un altro miracolo economico, è quello che la maggior parte degli osservatori internazionali menzionano in questi ultimi 2 decenni, cioè riferendosi all'Italia. Il miracolo economico è, caspita, se fosse stato un qualsiasi altro paese o nazione sarebbe già fallito da anni, ma com'è possibile che questi sono ancora in piedi con le problematiche che hanno, la corruzione, le amministrazioni centrali che non funzionano, non la pressione, l'oppressione fiscale, l'esportazione di eccellenze accademiche, l'importazione di manovalanza generica, cioè vista da questo punto di vista da fuori dicono questi italiani devono avere questa marcia sconosciuta in più, perché qualsiasi altra nazione sarebbe già fallita, e quindi altro nuovo miracolo italiano da questo punto di vista. Io continuo a ripeterlo. No, perché comunque il nostro è un paese comunque di eroi. Prima lo diceva il direttore, e questa è proprio, diciamo, la regione degli eroi. Degli eroi che sono quei piccolini che comunque sia, sono abituati, come mi ha insegnato mio padre, di farsi sulle maniche, comunque sia, al di là di quello che succede fuori, tu casa tua ti dai da fare e cerchi di fare il meglio. Noi questo abbiamo sempre fatto qui in questa regione e ci hanno insegnato questo. Quello che manca in questo paese, e a me piace invece ricordarlo, manca la cultura del lavoro. Noi abbiamo la cultura dello stipendio, a cominciare dai politici, perché pensano allo stipendio. Ma non qui in Veneto, No, non qui in Veneto. Non c'è la cultura del lavoro, c'è la cultura dello stipendio, cioè avere dei soldi, magari pubblici, cioè di altri, per star bene. Ma non abbiamo la cultura di fare noi, produrre ricchezza per migliorare la nostra qualità di vita. Infatti anche a scuola dicono non imparate un mestiere ma cercate un posto di lavoro, che è esattamente questo. Sì, ma è molto diverso. Attenzione, questa è una cultura che nasce da eventi post-bellici particolari, cioè il rincorrere il voto, e quindi le poste e le telecomunicazioni italiane, c'era un ministero solo delle poste una volta, aveva non so quanti dipendenti. Quello che adesso è il Ministero dello Sviluppo Economico, che tratta la questione delle televisioni, aveva 4.500 dipendenti, ora sono 2.250 dipendenti dentro questa spelonca vuota. No, se si va sotto nei sotterranei dove sono i garage ti perdi, ed avere paura, perché se uno salta fuori da un angolo buio non c'è neanche più la luce. D'estate la climatizzano tutta, questa cosa qua. Uno abita al terzo, uno al 5, ogni piano c'ha il bar e c'ha la tabaccheria. Ma difatti voi sapete che tutta la spending review è stata sopportata per il 90% dalle amministrazioni locali. Sì. A livello ministeriale è stato tagliato praticamente nulla. Sì. Abbiamo avuto però ben quattro commissari straordinari. E questo che cosa vuol dire? Che i cittadini perdono i servizi pubblici essenziali, vuol dire riduzione nella sanità, vuol dire riduzione nelle strade. Non so se avete notato che le buche sulle strade, le strade sono sempre più sconnesse, ci sono sempre più buche, non ci sono più soldi per ripararle. C'è qualcosa che aumenta allora in questo paese, dai? C'è qualcosa che aumenta, quindi, le buche? Esatto, aumentano le buche, e quindi questo non è che sia un fatto teorico, il fatto di tagliare le pubbliche amministrazioni locali. Adesso tutti felici per le province tagliate, ma noi ci renderemo fra poco conto di che cosa vuol dire avere tagliato le province. Siamo caduti in pieno in questa logica di divita et impera che è partita da Roma, di andare contro prima le comunità montane, poi contro le province, poi contro le camere di commercio, adesso contro le regioni che verranno salvate solo dall'Unione Europea, per fortuna. Questa è una logica al massacro, nella quale noi, è una trappola nella quale siamo caduti in pieno, alimentata poi da degli scandali, da delle situazioni che in realtà ci sono sempre state a livello centrale, periferico e dappertutto, ma sono state
prese ad arte proprio per cercare di fare una politica contro gli enti locali, che vuol dire una lotta contro i servizi al cittadino, una politica contro i servizi al cittadino, e ce ne stiamo rendendo conto. Ho dato 2 esempi: sanità, le strade, le scuole, la mancanza di restauri, eccetera, ma lo vedremo sempre di più in tanti altri settori. Professor Greco. Sì, io sulla questione del... stiamo andando... delle province, eccetera, secondo me comunque un riassetto degli enti locali è essenziale, cioè noi abbiamo, probabilmente si è cominciato dalla cosa che forse aveva meno senso, nel senso, io non sono mai stato amante particolarmente né delle province, ma mi è sembrato un po' strano partire di là, nel senso sì, che anche perché poi il risparmio la parte più problematica, no, ma appunto perché poi si facevano i conti, dice facciamo un risparmio di 3 miliardi, però voleva dire licenziare tutte le persone in tronco, insomma. Tra l'altro gli autorevoli colleghi, insomma, che avevano fatto questi conti, insomma. Invece si è persa l'occasione di ristrutturare un po' il sistema degli enti locali più piccoli, le amministrazioni comunali, che, badate, non serve a risparmiare denaro, ma a migliorare la qualità dei servizi. Su questo, secondo me, gli enti locali, bisogna dirla tutta, insomma, tramite le organizzazioni, ma questo vale anche per le organizzazioni di categoria, adesso qui Lorini secondo me sfonda una porta aperta, hanno questo atteggiamento, diciamo, verso il governo romano, diciamo, preferiscono avere il governo romano perché è più facile attingere, diciamo, le risorse da un governo centrale piuttosto che invece avere dei rapporti reali sul territorio e andarsi a reperire le risorse sul territorio. Sono nate con il collateralismo politico. Esattamente, quindi diciamo questa storia, io insisto, è importante, gli enti, la politica, le classi dirigenti territoriali, perché poi si parla sempre della politica, ma le classi dirigenti sono politiche ma anche economiche, sociali. Certo. Le classi dirigenti del territorio, se vogliono, possono imporre un'agenda diversa. Questa regione, che è una regione importante dal punto di vista economico, ha spesso mancato proprio questo, cioè gli è mancata la capacità di imporre un'agenda politica in maniera credibile. Si è andati molto spesso sulla battuta piuttosto che lo slogan, e poi al momento opportuno insomma, un grande consenso politico per il decentramento non è stato utilizzato. Di fatto oggi noi siamo in una fase di ricentralizzazione. Io però volevo cogliere lo spunto di quello che si è detto sul miracolo italiano inverso, quello di Benetazzo. Allora, lì il punto, e questo è una grande carenza di analisi nel nostro paese, il paese non muore di botto, il paese va in declino e quindi quello che succede è che noi stiamo lentamente consumando quelle capacità che avevamo accumulato con il miracolo italiano, quello vero, eccetera, eccetera. Quindi questa idea, che purtroppo è un'idea, diciamo, della politica spettacolo, per cui io con una botta, ma questo purtroppo non riguarda solo il governo Renzi, noi siamo, diciamo, veniamo fuori da decenni di quest'idea che adesso arriva il miracolo, in 2 minuti risolve i problemi che invece si sono accumulati per decenni. Quindi su questo dovremmo fare l'esame di coscienza ognuno di noi su questo tema. Quindi noi siamo in un lento declino che dura da anni, bassa crescita della produttività totale dei fattori, cioè vuol dire sostanzialmente che il rapporto fra il valore della produzione e il numero di ore lavorate è molto basso. Questo, noi siamo il fanalino di coda dell'Europa da questo punto di vista, e questo è il tema fondamentale. Quindi alla domanda da tanto tempo, da molti anni, sicuramente negli ultimi 15 anni siamo stati, la Grecia ci sopravanza da questo punto di vista, la Grecia. Quindi se la domanda è c'è la luce in fondo al tunnel, dovremmo ripartire secondo me di qui. Allora io mi permetto di dire un punto. Noi stasera abbiamo parlato di una serie di cose che però sono politiche strutturali, diciamo, connesse all'efficienza della pubblica amministrazione, che è una cosa molto importante, intendiamoci. La mia perplessità di fronte a questo ragionamento è la seguente: secondo me noi rischiamo di non uscire dal tunnel come Paese Italia e come Europa, secondo me anche, se non comprendiamo che la malattia del nostro sistema economico, inclusa la Germania, è una malattia di mancanza di domanda per investimenti e consumi. Se non partiamo di là, noi fra 5 anni continueremo a parlare di questa storia. Ricordo che la crisi che somiglia di più a quella attuale, che è la crisi del 29, negli Stati Uniti,
che diciamo, questa volta avevano imparato la lezione, quindi hanno applicato la cura molto meglio che in Europa. Noi in Europa stiamo replicando gli errori che negli Stati Uniti sono stati fatti. Gli Stati Uniti sono usciti da quella crisi con la guerra mondiale, il che vuol dire ci sono voluti anni. Noi stiamo replicando degli errori. Allora, il tema centrale della politica economica è sì, bisogna sempre ridurre gli sprechi, combattere l'evasione fiscale, combattere la corruzione che è foriera poi di una cattiva pubblica amministrazione, combattere i clientelismi, eccetera. Questo va fatto sempre in tempi di pace, in tempi di guerra, in tempi di difficoltà, in tempi di crisi. Ma oggi siamo di fronte a una malattia grave. La malattia grave si chiama rischio comunque di deflazione. Quindi la luce in fondo al tunnel c'è, ma non stiamo scongiurando ancora per il momento il rischio di deflazione. Quando Draghi dice che serve qualcos'altro oltre alla politica monetaria, dovremmo discutere di che cos'è questo qualcos'altro. Sì, ma la cosa strana è che ci sarà deflazione per alcuni paesi con l'euro e inflazione o superamento della deflazione invece in altri paesi con la stessa moneta. Questo succede però anche negli Stati Uniti, insomma, anche nelle... Questo succede sempre perché comunque i livelli di crescita dei prezzi. Solo che loro hanno un budget federale del 25%, una politica fiscale mentre noi centrale. abbiamo un budget che è ridottissimo perché abbiamo il budget sul 2% rispetto al PIL totale. Soprattutto si occupa di politiche che a livello non sono, europeo di Bruxelles. E soprattutto ci si occupa a livello europeo di politiche che non sono politiche fiscali, cioè investi quando è necessario investire e risparmia risorse quando invece l'economia va bene. Stampano moneta. E loro stampano moneta, certo. Lorina, l'altra malattia invece dal quale non siamo guariti è quella della moria purtroppo di imprenditori. Sì, questo diciamo è il lato più brutto. È andato a finire un po' nel dimenticatoio. La tabella 1 così è di sostegno. Sì, ho un po' di dati. Vediamo se la regia la propone la tabella 1, mostriamo la tabella 1. Allora, io parto da una cosa molto strana e mi ricordo ancora le parole di Monti, parlavamo prima, no, delle ecco qua i numeri della crisi in Veneto dal 2008 al numero 14. Imprese in meno, 96.000 posti di lavoro persi. Sì, no, sono tutti quanti dati che fanno impressione, proprio impressione. Per recuperarli ci vuole tempo. Io credo che potendo partire domani mattina con una politica seria, perché di politica si tratta, forse ci vorranno 10 anni, bisogna essere obiettivi. I miracoli di quelli che fanno così pensando di risolvere i problemi non esistono. Oggi seriamente, con gente capace che abbia voglia di determinare qualcosa con programmi un pochettino a lungo termine, si possono rimettere in piedi perché comunque ci sarebbero le possibilità di farlo, ma in maniera seria, con politiche serie, da qui a 10 anni potremo ridiventare un paese serio. Però bisogna che ci dimentichiamo un pochettino certe cose. Invece quello che chiedevo prima, invece, no, per quanto riguarda, questione... c'è un bilancio, no? Mi pare, gli ultimi 10 mesi? No, diciamo io ho un bilancio relativo al 2014, per cui capiamo in un anno cosa è successo, per via di, diciamo, dei suicidi legati alla crisi. Per motivi economici. Cioè proprio, diciamo, quelli proprio fondamentalmente legati per questo tipo di problematica, che poi chiaramente siano complessi eccetera. Io non voglio, diciamo, dare troppa attenzione alla questione dei suicidi, perché chiaramente poi bisogna stare attenti a non creare nelle persone, diciamo, stimoli di emulazione da questo punto di vista. La vita è una cosa straordinaria, va sempre protetta. Il suicidio è sempre una cosa da dover combattere, evitare e cercare in tutte le maniere. Quello che però manca, e mi dispiace che diciamo, un governo o uno Stato che si definisca, diciamo così, normale, non prende in considerazione alcune cose. Monti nel 2012, quando ci fece notare che ad esempio c'era stato questo boom di incremento di suicidi legati appunto alla crisi, ha detto una bestialità inumana, dicendo che non era un problema perché effettivamente i suicidi qui in Italia erano inferiori a quelli della Grecia, per cui non era un problema. L'ha detto, è una cosa di una bestialità unica. Tant'è vero che da allora l'Istat, ad esempio, non dà più i dati dei suicidi, fatalità. Per cui non vengono neanche più censiti, perché sono diventati talmente tanti, eccetera.
Però ci sono organizzazioni, ci sono gruppi che raccolgono e fanno questa raccolta pietosa, perché è veramente un lavoro pietoso. Andiamo così proprio a livello nazionale, abbiamo 794 suicidi nel 2014, 794. Sono esclusi tutti quanti, diciamo, quelli morti causati ad esempio per barbiturici, cose di sto genere, che sono state classificate come overdose o cose di altro genere. Certo. Per cui parliamo proprio... legati alla crisi economica. Legati alla crisi economica, per cui i suicidi di imprenditori piuttosto che di giovani, perché c'è anche quest'altro, diciamo, aspetto. Ci sono anche quelli, sì. Ci sono anche quelli di giovani che non vedono più prospettiva, e chiaramente anche questo, diciamo, è uno sbaglio che la politica ha fatto, non dare prospettiva a una generazione. Solo nei primi 3 mesi, gennaio 94, febbraio 95, marzo, fino ad oggi 80. Sono questo è il trend del 2015. 2015 sono di media 3 al giorno, sono una cosa spaventosa. Poi il nostro Veneto, se andiamo poi, diciamo, a prenderlo per zone, il Veneto purtroppo ha uno dei primati nazionali. Sicuramente legato ad alcuni fattori ben precisi, perché l'imprenditoria piccola, che è quella che ha subito maggiormente la crisi, è chiaramente più diffusa, per cui abbiamo un tessuto produttivo più di questo tipo qui, per cui commercianti e artigiani, che sono quelli che poi sono stati stritolati da quello che diceva anche il direttore o il... Se posso solo dire un punto prego. solo per... che ho letto un articolo interessantissimo, noi abbiamo un ufficio di rappresentanza a Bruxelles per difendere gli interessi della nostra regione, lo so. delle piccole imprese. Ebbene, leggevo su un giornale, Le Soir, il giornale belga, che questo problema è un paese debole, anche il Belgio, perché anche loro hanno un debito pubblico importante, però non debole quanto noi, che dal punto di vista psicologico, questo è interessante, è per questo che noi stiamo attentissimi a dare i dati veri, a non dire mai bugie, ma a dire sempre la verità con i nostri dati, e per serietà, ma anche perché psicologicamente è bene che la gente sappia se ci sono dei problemi e che quindi non si dica se non c'è la luce in fondo al tunnel, c'è una speranza, c'è un miglioramento, perché nel momento in cui lo si fa e questo non è nella realtà, quelle persone che sono più deboli si sentono sole, perché dicono gli altri stanno meglio, noi stiamo peggio, quindi noi siamo sfortunati, depressione e rischio suicidio. È un bellissimo articolo che diceva: mi raccomando, voi che fate centri di studio statistici, dicevano in Belgio, dite sempre la verità. Infatti, no, mi piace questo tipo di intervento perché è un modo di parlare serio, diverso da come sento parlare in giro. Io mi sono occupato per associazione anche perché legato purtroppo da questioni personali, perché alcuni amici si sono tolti la vita, perché tra imprenditori poi succede anche questo, e si diventa sensibili per forza, perché è logico, è qualcosa che ti tocca anche dentro, no? E siamo andati ad analizzare, capire un pochettino, un po' anche come associazione, il perché succedono poi queste cose, no? E spesso e volentieri queste sono questioni fondamentalmente legate a un senso di abbandono. Il piccolo che perché non trova la banca che magari gli dà una mano, anche con 10-15 mila euro, parliamo di cose a volte di cifre che sono talmente ridicole, cioè c'è gente che si è veramente ammazzata per cose di questo tipo, si sente completamente abbandonate e, diciamo, sole di fronte, diciamo, alle cose che arrivano, non so, una cartella esattoriale di Equitalia talmente elevata e che non si vedono più magari capacità di riprendersi, magari arrivati a un'età di 40-50 anni, no? Ecco, allora io dico che la cosa grave in un paese civile sarebbe quello comunque di stare vicini a chi comunque resta indietro per problemi diversi. Le questioni ad esempio legate, quando noi alle piccole imprese togliamo il 70% della liquidità, della ricchezza che producono perché dobbiamo mantenere quelle cose che abbiamo visto fino adesso, è difficile fargli capire perché poi non ce la fanno a pagare INPS, INEL, eccetera, restano indietro magari con il DURC o cose di questo genere, per chi è del settore capisce che non ha più le carte in regola per poter stare nel mercato, è difficile fargli capire perché deve stare in piedi. E bisogna stare vicini invece a queste persone qui. E noi lo facciamo costantemente. Voi avete un'iniziativa, no? Domani? Abbiamo, ecco, volevo appunto cogliere così l'occasione. Noi a Bologna domani facciamo appunto la giornata della memoria, il 28 di marzo, perché è una data anche, diciamo così, abbastanza emblematica, perché ricorda quel suicidio di quella persona a Bologna, quell'artigiano che è stato a fuoco davanti all'Agenzia delle Entrate, che è stato uno dei casi più emblematici, perché proprio la questione di darsi fuoco era veramente
cruenta, forte, ed è stato un po', diciamo, il punto di partenza per un po' di certe analisi. Domani noi saremo a Bologna, a Piazza Grande, per cui invito anche quelli del Veneto di venire giù, e sarà il giorno della memoria per ricordare chi non c'è più. Tutta la giornata c'è un orario anche? Tutto dalle 10 della mattina fino alle 6 della sera. Ci saranno con manifestazioni, interventi e quant'altro, si ricorderanno chi non c'è più, ma soprattutto il fatto che dobbiamo uscirne stando insieme, facendo politiche serie, di raccogliere chi non ce la fa e cercare appunto di dargli una mano, non assistenzialismo, ma dargli un contributo vero. Anche i piccoli si possono aiutare con politiche serie, ma con politiche serie. Certo, dobbiamo andare in pubblicità e dopo torniamo per l'ultimo pezzo della trasmissione, dopo la pubblicità, tra poco.